Si chiama Operazione Vast and Bast, quella condotta dalla Capitaneria di Porto Empedocle, guidata dal comandante Fusco e che ha interessato anche il Lido Marinaro, un'azienda di Canicattì. La Guardia Costiera è in prima linea nel contrasto ai reati ambientali e alle spedizioni illecite di rifiuti trasfrontaliere via mare a seguito di una complessa operazione articolata a attività di indagine finalizzata al contrasto ai reati ambientali. Il nucleo operativo per la protezione ambientale della Capitaneria di Porto Empedocle, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, guidata dal procuratore capo dottor Luigi Patronaggio, coadiuvato dal personale militare del comando della Capitaneria di Augusta, nella giornata di ieri ha posto sotto sequestro un carico di oltre 2000 tonnellate di rifiuti ferrosi caricati sulla motonave Semestar, battente bandiera di Saint Vincent, ormeggiata nel porto di Augusta e diretta nel porto greco di Volos, per il mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di trasporto trasfrontaliero di rifiuti. L'attività ha avuto inizio nell'agosto di quest'anno, quando gli uomini della Capitaneria di Porto Empedocle, unitamente al personale militare dell'ufficio circondariale marittimo di Licata, sequestravano un carico di 1000 tonnellate circa di rifiuti ferrosi stoccati nell'ambito del porto di Licata, destinati a essere imbarcati sulla nave Lady Nur, battente bandiera panamense, con destinazione il porto turco di Aligane Mur, in quanto non conformi alla documentazione attestante l'idoneità al trasporto di tali materiali perché non trattati a norma di legge e miscelati a rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. All'atto del sequestro venivano così contestati numerosi reati di natura ambientale nei confronti dei rappresentanti legali di una società di Canicattì e di una società intermediaria di Brescia, dedicati allo stoccaggio e al recupero dei rifiuti di tipo ferroso in maniera del tutto illecita. I militari della Guardia Costiera Empedoclina, sotto la costante guida dell'autorità giudiziaria, con la collaborazione del personale del comando della Guardia di Finanza di Agrigento, operavano così una serie di perquisizioni su delega della Procura agrigentina presso le sedi sociali e operative delle due società. Veniva così operato il sequestro preventivo di un'area esterna del deposito della società siciliana, dove venivano stoccate ingenti quantità di rifiuti speciali pericolosi e non. Le indagini hanno portato al deferimento alla Procura della Repubblica di Agrigento degli amministratori legali della società a vario titolo coinvolte per le ipotesi di reato in concorso di cui agli articoli 192, 256, comma 5 e altri, testo unico ambientale, nonché agli articoli 476 e 842 del Codice Penale. Le indagini proseguono, non potendosi escludere una più vasta organizzata attività di traffico illecito di rifiuti. Tale importante attività si inserisce nel più ampio progetto di tutela dell'ambiente marino costiero che vede fortemente impegnato il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, e si inserisce tra le più importanti operazioni di contrasto alle attività illecite nel settore dei rifiuti, impiegando uomini e mezzi specializzati al fine di contrastare le azioni illecite che possono provocare inquinamento marino e costiero commesse a terra, in acque interne e a mare.